Se andiamo nella direzione del pragmatismo, la crudeltà del risultato è così. Abbiamo perso 0 punti, però se abbiamo la capacità di andare nella direzione di quello che stiamo a costruire a livello di filosofia di gioco, mentalità di squadra, coraggio di giocare nel modo come abbiamo giocato, solo possiamo essere felici. Difficile dire felici dopo la sconfitta, però magari orgoglioso di quello che stiamo facendo in costruzione di questa squadra. Questo sicuramente per me è una grande Roma. La prestazione di questa sera può dare o dà alla squadra maggiore consapevolezza in vista anche delle prossime partite? Guarda, penso che non cambia niente. Giochiamo contro Napoli che solo ha delle vittorie nella prossima partita, penso che questo non cambia niente. Noi sappiamo dove vogliamo andare e come vogliamo andare. E se arriviamo qui, giochiamo occhi negli occhi della Juve, per non dire dominatori durante praticamente tutta la partita, non vedo nessuna ragione per non fare lo stesso contro Napoli. La strada la vedono anche i tifosi, mister, lei ha portato tutta la squadra sotto il settore ospiti, sono arrivati gli applausi anche questa sera, significa che il percorso è chiaro un po' per tutti. La gente ovviamente è triste, la gente vuol vincere, ovviamente noi siamo i primi, però è come ti dico, qualche volta tu vinci e sei felice perché vinci, però senti che le cose non si stanno costruendo di un modo solido, obiettivo, e altre volte come questa tu perdi la partita, però tu senti che c'è sostanza, che c'è una base di lavoro a tutti i livelli, anche il modo di lavorare a Trigoria, Dipartimento Medico, Sport Science, preparatore atletico, come si recupera giocatori in difficoltà, sacrifici di tutti, gente che dorme a Trigoria per essere lì più tempo per fare il suo lavoro il meglio possibile. Esiste una sostanza forte dietro questa performance. Il duro di dire è che questa performance è 1-0 per loro, è il difficile e il duro.